En ottobre de 2019, TVO és anat au rescontre d'Arnau Camps e Pauline Curtial, que faguèron un concert tradition à la moba a Bagnau de Sese. Despiè 2019, lo duo prepause de cançons a dansar is afuga de balletti a través lo projecte Bal Camps e Curtial, e Marnau au cant e percussion e Pauline à la guitare e cor. Originari d'Aveyron, les 12 artistes se rencontrèrent surtout dans un projet commun pour les enfants, comme Pogodom, un trio de Jean-Louis Curtial. Et après cette expérience, Arnau et Pauline ont formé un duo riche à destination des dansaires. Abbiamo avuto invece di fare un bal tradizionale insieme perché per il Comoyeu era un viaggio differente di lavorare la musica perché abbiamo avuto soprattutto mai di relazione con la musica tradizionale, il canto e tutto, ma fa danzare il mondo, cada danza cal rispettare un po' la cadenza e tutto, e donc musicalmente era per io mi sembra il bello costume un lavoro differente, dunque è questo invece perché si nasce da Italia, di fare musica per danzare. Ecco, forse in Brio dicevo che abbiamo l'ambizio di fare un balletti perché cada esperienza dei balletti che hai fatto, sia tutto solo, sia in dei gruppi, era un piacere di vedere il mondo e danzare e poi l'energia che donavo e dunque come mi tarifavo in quel momento. Era più l'idea di fare un concerto, di creazione a massa e poi gli hai parlato di un progetto di balletti. Al debito pensavo di lo fare tutto solo, poi mi ha detto come agradaria forse di fare dei balletti e di conoscere quella energia a chi che conosci pas e voglio scoprire quoi, donc on s'est dit c'est une scala fusionnelle les deux idées. Al debut invece, soprattutto, ero di prendere delle canzoni di collectazioni. Dunque, abbiamo l'astre di collectazioni che fu fatte in Ruergue nelle anni 90, che era l'operazione al Cantù. Dunque, abbiamo un materiale che è forse interessante e forse importante in Ruergue. Dunque, abbiamo qui preso delle tracce che non sembravano danzabili perché in scuolettacce ci sono delle cause che sono fargate per la danza e altre non, che il tempo è passato, le melodie sono perdute, le ritmiche e tutto ciò, quindi abbiamo fatto un lavoro di rivisitare un po' ritmicamente le canzoni e di ne fare della musica a danzare. E poi abbiamo delle tracce che abbiamo giocato con il gruppo Pogodom, che erano delle cause danzate, delle burreie e tutto ciò. E qui di composizione io ho scritto due tracce il n'y a pas tant de composition que le travail de composition era più un travail d'arrangiaments un po' archeologico di prendere quel collettato a quel materiale brutto e di fare un tracce nostre. Al debutto mi sembra che possiamo pas dire, ma l'idea è che abbiamo cominciato a vedere che finalmente participem d'una raisa che è il canto tradizionale realmente come un collectace che Arnau soprattutto che canta è come lo contatto con la terra e realmente a questa musica tradizionale e è all'intorno che si passa la creazione da qua, vuol dire che è all'intorno della bus e vediamo questa cosa che è un po' particolare per rapport a un bal normal perché un bal tradizionale su bene è quand même a mes strumenti o le cose e qui il n'y a pas de strumenti tradizionali o bello de California perché il y a la guitare crica mais bon. Et donc, la création, c'est des bandes alentour de l'arrangement de la musique, en fait. Francisco danzava, vorrei per clavi,
non si scola solo pure io per la mia, la piccolo del te, per la croce, la nube, la vorrei croce in te, e per un per la croce, la nube, la vorrei croce in te, e per un è preparata a qua e pensi che su tutto so che pla politic nubal è che il mondo è ben per danzare e vedevo che il y a un che danzava un po' meno su quel gruppo ma che hanno la mano all'altra e vuol dire è vero che per cui si può parlare del pubblico del bal perché francamente io a cosa avevo i passi che gli avevo tante giube tante mondi motivati per venire a danzare tante de partacce entre il mondo cosa si può danzare spagreu bene a danzare io ti prendrai dunque è un po' la festa popolare no? Il y a des mondi che vengono pas per danzare avevo che hanno assistito al concerto e che hanno trovato che con de forse nouvelle perché effettivamente sono pas des canzoni come un concerto di rock normale è pas un concerto di musica occitana non so perché del cop il y a quel bejaire del mondo di dire è nouvelle perché se bene a danzare e comprende le danze e tutto ma e del mondo il y a aiuta quel tipo di retour a Sarlat l'altro giorno per esempio il y a pas juste cap di danzare ma il mondo era di chissà che sta lingua perché cantare in bretone non so perché per comprendere il concept del mondo che è completamente fuori da quel mondo occitano o di Valtrat nous fa des retours force positive perché chi con è nouvelle per elles. Abbiamo pas besoin di trasmettere energia perché il mondo è ben per danzare sulla musica, è pas un spettacolo. Vogliamo dire, un realmente il mondo è ben per danzare, sa danza e vivere le scambi di energia a noi per la musica din sa danza. E dunque realmente abbiamo pas bisogno di fare un spettacolo, un show perché l'idea è che il mondo se che se din su un capo a me sa musica, sa danza, a me l'altra persona, a me la ronda. Donc il n'y a pas la necessità e non costate direi che io mi sembra che può essere mettere tanta energia acetato però mai che se salta su una scena e dipende completamente
è pas il lavoro che facciamo, voglio dire, lavoriamo forse mai encara me. Mi sembra che questo sia un problema, puoi trasmettere forza energia a me senza fare niente. Voglio dire, è una questione di postura e tutte le... Il n'y a pas besoin de faire des gestuels pour transmettre de l'énergie, ou l'énergie vient de l'intérieur et puis se transmet par l'interprétation de la musique. Donc il n'y a pas besoin de boulega, comme disait Pauline, mais d'accord, le monde est bouleg déjà. Donc espace sur scène que le spectacle est dans la salle, mais le monde qui est dans dessous. Le spectacle visuel. Nous autres faisons la musique pour faire danser le monde. Alors, et j'espère que quelle configuration m'intéresse. Est-ce que nous pouvons concentrer sur justement l'énergie musicale que nous donnons et pas seulement l'énergie visuelle parce que c'est pas intéressant le monde quand danse. Il y a tout qui vire, tout le spectacle est pas sur l'impôt. Ouais, parce que cal pla comprendre qu'un concert comme on faisait traditionnellement, pas dans sens musique traditionnelle, mais un concert traditionnel est une personne souvent un cantaire que les musiciens qui jouent et tout se passe per il filtro del cantaire che mai o meno parla a cada persona d'un biais come un film, come se avesse un fil entre il cantaire e cada spectateur. Donc il y a une cause force individuelle et aquí es verdad que tu sos un spectateur comme al cinéma al final. Tu es pas senti de partager donc si has besoin d'animation sur la scène et tout. Mais dans une balle traditionnelle, c'est complètement différent. L'énergie passe par des causes plus compliquées et plus musicales que scéniques. Il n'y a pas de ficelle directe, il y a une grande ficelle ensemble qui s'entremescle et à quoi. Le juin et duo se fait produire per le label Sirventes, qu'Arnaud et Pauline y sont già restacà per d'autres progetti musicaux. Sirventes est une agence artistique privilégiée per une coopérative d'artistes d'expression occitane. Avec le soutien du label, le bal Cans et Courtial bénéficie d'une résidence à la Lampisterie, en Auvergne, pour enregistrer un album qui peut souscrire acquis sur le site de Sirventes. Le duo prépare também une vidéo pour la fin de l'année et des concerts sont prévus à partir d'avril qui vient. Pour suivre l'actualité du bal Cans et Courtial, vous convidons d'aller sur sa page Facebook.